Allora, le cooperative che riescono ad avere in Chioggia un punto di riferimento importante, come avrete visto dall'asta di oggi, che è stato un momento eccezionale, fanno aggregazione, fanno massa, riusciamo a dare servizi a queste imprese, a questi produttori, e il mercato ittico è il fulcro del servizio che noi diamo alle nostre cooperative. I servizi che date alle cooperative, in che cosa consistono? Se fossero da sole queste aziende, che cosa non avrebbero? Allora, le cooperative, come dicevo prima, diventano un punto di aggregazione, e i servizi vanno dalla contabilità, quella classica, alle paghe, e al rapporto con istituzioni, capitanerie di porto in questo caso, ma non solo, e poi c'è l'aspetto commerciale. Noi vendiamo per conto dei nostri soci. Se non ci fossero le cooperative, come le altre aziende di pesca, diciamo, come si organizzano? Allora, questa è una domanda incredibile, molto interessante. Io ho fatto delle riflessioni. Probabilmente ci sarebbe il mercato ittico, questo di sicuro, ma non sarebbe aggregato come l'hai visto oggi. Ovvero ogni produttore potrebbe accasarsi in un singolo box che vedete adesso, però non avrebbe l'assistenza a monte. Quindi probabilmente venderebbe anche a meno prezzo? Sicuramente. C'è una perdita di fatto. Assolutamente. Quindi dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista commerciale la cooperativa si occupa di tutto quello che non riguarda il core business, diciamo, della pesca. Ma noi diventiamo poi un punto di riferimento anche per gli altri produttori che non sono aggregati all'interno delle cooperative e che, devo dire la verità, vanno a beneficiarne di questo. Perché se la cooperativa con sforzi interni, associativi, riesce a produrre un risultato, per esempio sulla taglia minima piuttosto che sulla rintracciabilità, sul fatto che aggregandosi riesce per esempio a fare delle etichette a minor prezzo, è chiaro che gli altri poi sfruttano questo tipo di know-how. Cosa fa la cooperazione per salvaguardare il territorio dove poi fa economia? Esatto, allora il pescatore di solito ha questa figura che un po' in qualche maniera potrebbe distruggere il mare e che quindi va controcorrente rispetto a quello che è la qualità ambientale. In realtà noi siamo le prime sentinelle, cioè siamo quelli che nel momento in cui c'è qualcosa che non va, c'è una moria di vongoli piuttosto che una specie che magari non cresce a taglia come dovrebbe nell'anno, nei 2 anni della sua vita, siamo i primi che ci accorgiamo di questo e siamo quelli che effettivamente ne hanno poi le spese maggiori, perché nel momento in cui noi non riusciamo a trovare pesce, per esempio in un determinato periodo dell'anno, in un'area ben definita dell'Adriatico, per noi questa è una perdita. A voi conviene rispettare? A noi conviene, quindi ben venga che ci siano delle norme che vanno a intensificare per esempio i controlli oppure ad allargare determinate maglie su alcuni attrezzi, perché queste poi stanno producendo degli effetti positivi per il nostro settore. Futuro della Federazione della Pesca di Cooperative? Stare più vicino agli operatori. Questo è un momento delicato. Abbiamo ormai pochi riferimenti politici, soprattutto a livello nazionale, e ti ricordo che la pesca è governata invece dall'Unione Europea. Purtroppo le normative secondo me stanno camminando troppo velocemente rispetto a quello che è la capacità delle singole imprese di adeguarsi, e questo è un guaio, e su questo credo che la cooperazione e noi dirigenti di cooperativa sarà il compito principale per il prossimo futuro. Il mercato ittico è attualmente gestito dalla società del comune di Chioggia, quindi è un servizio pubblico, una logistica che in qualche modo forse penalizza l'attività, da una parte sicuramente per quanto riguarda l'accesso, per quanto riguarda gli spazi disponibili, ma che peraltro in qualche modo valorizza l'aspetto forse anche più dinamico, nel senso che la presenza proprio delle imbarcazioni a ridosso, appunto in banchina, a ridosso delle case, rende il contesto particolarmente anche affascinante e suggestivo. Quindi in questa struttura sorge lo stabilimento, la sala vendite, dove in 2 tornate successive giornaliere avvengono appunto le contrattazioni, c'è il conferimento del prodotto e quindi le contrattazioni. Al mattino alle 4, al pomeriggio alle 15 si svolgono appunto i due turni d'asta, i 2 turni di vendita.
Anche questa situazione particolarmente, come dire, suggestiva, perché essendo il mercato di Chioggia appunto un mercato misto, cioè un mercato alla produzione, cioè vi è il conferimento di prodotto fresco, ed è anche un mercato alla distribuzione, quindi un prodotto congelato importato che viene appunto distribuito, il momento del conferimento del prodotto, il momento dell'allestimento, della preparazione del prodotto nei posteggi di vendita appunto interni al padiglione è un momento particolarmente anche affascinante. Al suono della campana, una volta che appunto i 7 sono 14 posteggi degli intermediari, dei commissionari, una volta che il prodotto appunto è preparato, al suono della campana entrano i commercianti e si svolgono le contrattazioni, tutte molto rapide, precise, puntuali, e con la caratteristica dell'eventuale asta a sussurro o a orecchio. Nel momento in cui appunto per una medesima partita di pesce c'è l'interesse di uno o più, di due o più appunto acquirenti, entra in campo la figura dell'astatore che riceve appunto all'orecchio le proposte di acquisto dei singoli commercianti che partecipano appunto all'asta, e quindi in maniera appunto ufficiale attribuisce alla miglior offerta la partita senza rilancio. Un'altra delle caratteristiche importanti del mercato di Chioggia, che è quella della garanzia del pagamento, perché chiunque chieda di essere accreditato al mercato ittico per l'acquisto, quindi qualsiasi ditta che chiede di acquistare presso il mercato ittico di Chioggia, oltre ovviamente a possedere alcuni requisiti previsti dal regolamento, deve precostituire presso la cassa mercato un fondo a garanzia dei propri acquisti. Noi abbiamo per circa i 2/3 dei conferimenti un prodotto locale, quindi che viene completato appunto con l'altra tipologia di offerta di prodotto, quindi congelato proveniente da altri mari, che va a completare l'offerta appunto giornaliera di prodotto ittico. L'insieme di questi due elementi rappresentano le forze del mercato ittico di Chioggia. Per questo siamo in grado di sviluppare nel 2016 un fatturato di oltre 40 milioni di euro lo scorso anno per quasi 15.000 tonnellate di prodotto.